210 in tutto, distribuiti in numero variabile tra i 40 e i 50 per provincia, escluse Rovigo e Belluno. Sono i numeri del nuovo arrivo di profughi in Veneto, soprattutto provenienti dal Centrafrica. Sono stati smistati e fotosegnalati in giornata dalle varie questure. Il grosso problema però è quello che viene dopo. Da settimane i prefetti lanciano l'SOS, l'accoglienza in Veneto è satura. Le disponibilità qui in Veneto si sono praticamente esaurite, quindi non abbiamo altre possibilità. I centri di accoglienza cercano comunque di trovare spazi e ovviamente decenti, ma nessuno nega le difficoltà crescenti in tante strutture. La questione non viene presa in mano in maniera più significativa non solo dall'Italia ma dall'Europa, e questo problema rischierà un po' di schiacciarci. Perché quello che serve non è poco e la cifra di 35 euro a testa versata dallo Stato per ogni profugo al giorno sembra tanto, ma così non è. Queste persone che arrivano hanno bisogno di tutto, sovente arrivano in situazioni proprio di una precarietà anche fisica molto grave, e quindi hanno bisogno di un'assistenza anche sanitaria. Il fatto che l'allarme lanciato dai prefetti sia stato ignorato dal Ministero dell'Interno non fa che acuire le polemiche. Dopo l'appello accorato e tutti hanno ripetuto che non c'è più posto in Veneto, vuol dire che veramente questo, che è l'organo principale del territorio, del governo del territorio da parte dello Stato, non ha nessun potere. E così alcuni primi cittadini si stanno preparando ad entrare in azione per cercare di arginare il fenomeno. Io penso che nei prossimi giorni dovremo trovarci per condividere alcune azioni che io direi devono essere molto efficaci per far capire che non vogliamo più queste persone nel nostro territorio.